sempre meno positivi e sempre più posti letto liberi. L'emergenza coronavirus in Veneto sta disegnando una curva sempre più impicchiata e finalmente possono ritornare alla piena operatività tutte le attività ospedaliere. Lo annuncia l'assessore regionale alla sanità, che però predica cautela. I numeri, tutti i dati, insomma, sono dati che confermano questa diminuzione sia per quanto riguarda il numero delle persone positive, sia per quanto riguarda l'occupazione nei reparti ospedalieri. È chiaro che questo è sicuramente una cosa che ci fa ben sperare, ma che non ci deve assolutamente, insomma, abbassare la guardia rispetto alle attenzioni, le misure che dobbiamo ancora continuare a tenere e soprattutto le indicazioni che noi continuiamo a dare. A fianco delle buone pratiche poste in essere dai cittadini e delle scelte strategiche effettuate dalle amministrazioni, c'è la campagna vaccinale, pronta a entrare nel vivo e destinata in questa fase soprattutto alla somministrazione delle seconde dosi. Oltre al contenimento di quella che è la pandemia, di quella che è l'emergenza, c'è anche la campagna vaccinale, insomma, che stiamo affrontando. Dopo i rallentamenti dei giorni scorsi, anche i ritmi della campagna di vaccinazioni torneranno ai livelli della prima fase. Dovrebbe dal 1° febbraio tornare a quelle che erano appunto le quantità che erano state previste. Domani arriverà la fornitura di Pfizer, quindi domani arriveranno le 50.300 dosi. E il 31 invece arriveranno le 5.300 dosi di Moderna.